Buongiorno e bentrovati a TG Luna, buona domenica. TG Luna che oggi vi fa compagnia insieme con Luciano Tajoli, con Giulia Fossà, giovanissima e crespatissima attrice, possiamo definirla dai capelli appunto che vediamo, e il mai vecchio Otello Profazio. Che significa ecco, questo? questi nostri ospiti, il sommario dei servizi che vedremo e dopo continueremo con loro. Se si tratta del primo, dell'ultimo film, le cose possono coincidere, naturalmente abbiamo così toccato un fatto generazionale. Sì. È indiscreto ad una donna. Quanti anni ha lei, Giulia? Io ne ho 24. 24 anni, benissimo. Sono un pochino più grande Ha del mio sentito mai personaggio. parlare di Luciano Tajoli? A 24 anni, di giovanissima generazione. Probabilmente no. Dica la verità, Ma io conosce Luciano ho Tajoli? un piccolo vantaggio che è quello di aver condotto diverse trasmissioni musicali, quindi di essermi formata un pochino come musicalmente nel campo della musica leggera, quindi io lo sapevo, però forse c'è questo vantaggio. Ecco. È troppo giovane per ricordarmi. Comunque io no. Forse la mamma mi ricorderà. Ah beh, sicuramente. Di dov'è? Sentiremo. Io sono di Roma. Di Roma, sì, che io a Roma ho cantato tantissimi anni, ho fatto quasi tutti i teatri. Probabilmente la mamma e la nonna mi conosceranno. Non c'è dubbio. Io non posso domandare a quanti anni ha Luciano perché è immarcescibile, è giovanissimo e splendido, ancora in linea non soltanto con la sua ugola ma anche con il suo fisico, come vediamo appunto la Adriana Tanzini la inquadra. È vero, l'età che dimostra e l'età che si sente, perché io penso che uno può essere giovane a 60 anni, io ho qualche settimana in più, e può essere vecchio anche a 40. Luciano, ma artisticamente, ecco, fai il tuo identikit artisticamente oggi, di Luciano Tajoli oggi. Ma Luciano Tajoli oggi continua la sua carriera ininterrottamente, non ho mai smesso dagli Stati Uniti dove vengo proprio in questo momento, all'Australia, continuo a incidere dischi, anzi sta uscendo un mio cofanetto che è un po' l'antologia dei miei successi, ne sono usciti due, uno l'anno scorso e quest'anno perché è l'anniversario dei miei 50 anni della canzone di... No, 50 anni che Luciano Tajoli canta, 50 anni che ancora si permette dei cofanetti, non diciamo con quante decine di migliaia, centinaia di migliaia, soprattutto per quello che è il rapporto con i suoi fans fuori dall'Italia, in Italia ma anche fuori dall'Italia, per dire che naturalmente non teme la concorrenza dei cantautori moderni, della canzone moderna, del rock. Sono anch'io un cantautore, però la parola cantautore io non l'ho mai adoperata, io canto scrivendo che canzoni, ma il cantautore lo lascio agli altri. Io incido su tante canzoni, le più belle, quelle che mi attirano di più, quello che mi affascino. Per me la canzone è molto importante. Scrivere una canzone per dire sono un cantautore non vale per me. Otello Profazio, tu che sei cantastorie, così in soldoni diciamo, però sei anche autore delle tue canzoni, ti senti un cantautore, quantomeno atipico? Beh, certamente. Io anzitutto sono un cantante in quanto canto le canzoni che mi piacciono, che scrivo. Se non cantassi le canzoni che canto, non canterei, farei un altro mestiere. Questi sono degli assiomi. No, ma lui si riscriveva anche da ragazzo. Dunque la cosa importante è che adesso Luciano Tajoli torna negli Stati Uniti, in Florida. Il primo che mi portò in America è stato proprio Luciano Tajoli, circa 30 anni Avevi fa. 17 la prima anni, tournée, la prima mia tournée all'estero. Ecco, quanti ne hai tenuti a battesimo, Luciano? Moltissimi. Non so, da Otello Profazio, Aurelio Fierro. Ecco, Otello fra l'altro ha portato... Giuseppe Di Stefano addirittura cantava lui le romanze, naturalmente, non penso che facesse
faceva le romanze Giuseppe Di Stefano. Giuseppe Stefano, sì, cantava le romanze, ma allora si chiamava Nino Florio. Ah, si chiamava Nino Florio. E cantava per pagarsi le lezioni. Non so se la Sorpresa. regia, se la Tanzini ci fa vedere una fotografia del... Ecco, lì siete, dicevate, Siamo a Toronto, Otello al a centro, Toronto circa 30 anni fa. con e il quello sindaco è il di Toronto. sindaco E alla mia sinistra, alla nostra sinistra, è appunto Otello, non Luciano. nasconde che sono quasi 40 anni, Sono quasi Sono 37 anni fa lì. No, no. Guarda, Bene. poi dietro c'è l'impresario, C'è che è Johnny l'impresario Lombardi. che ha scoperto Nina. Si chiama Levi. Erano Levi, Levi sì, e Matalon. Bene, 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 bene. Io direi a questo punto di passare al primo segmento. Il rapporto è soltanto con gli italiani, ormai non si può parlare più di emigranti, perché l'emigrazione è arrivata alla terza, alla quarta generazione, per cui non mangiano più gli spaghetti, parlano l'americano e fanno praticamente... Sì, oramai i figli dei nostri emigranti degli anni 50, 40, 60 sono americani. Il mio rapporto è un rapporto, diciamo, umano, e io vado in America non soltanto per cantare, ma cercare anche di aiutare, Ecco. di aiutare chi può aver bisogno, perché non ci sono soltanto fiori, è vero, ci sono anche delle cose importanti, gente che soffre, e proprio ultimamente ho avuto modo di conoscere una famiglia di cui c'è questa ragazza giovanissima che ha bisogno di aiuto. Io ho organizzato uno spettacolo a Miami, e l'ho intitolato proprio Un sorriso per un italiano che piange. Ecco, naturalmente sempre il cuore, ci sono dei cantanti che esprimono umanità nel momento in cui cantano e dicevi poco fa. Ecco, io sono un cantante come Tajoli, diciamo che quando cantano non cantano soltanto con la voce, ma cantano con il cuore. Poi ci sono dei cantanti che cantano con l'ugola. Ma io penso che ognuno di noi, per esempio uno che io ho avuto fortuna nella vita, ho avuto questo piccolo handicap che anzi io la parola handicap l'ho cancellato, non esiste. Ma chi ha avuto fortuna nella vita, secondo me ha il dovere di dare una mano a chi ha bisogno. Il denaro cancella l'handicap. Come? Beh, no, ma penso che sia quello che sia dentro che cancella, la forza, la volontà. Ecco, Come questa ragazza che ha voglia di vivere, e io cerco di aiutarla a vivere. Ecco, perché bisogna dire questo ai nostri ascoltatori, ai nostri amici, che Luciano Tajoli è qui non soltanto per celebrare i 50 anni della sua attività di cantante, ma anche per lanciare un messaggio a favore dell'associazione Inno alla Vita, che è in fase di costituzione in questi giorni, sta costituendo per venire incontro a tutti i ragazzi che hanno bisogno di qualcosa. Diciamo, non parliamo più di handicap. Il telefono è 024458 che la Tanzini ci manda in sovraimpressione. Chiunque volesse, ecco, lancialo tu stesso questo messaggio. Ed è un'associazione mondiale, perché per esempio in America abbiamo un presidente che sta nascendo adesso, ed è un italiano che onora gli italiani nel mondo, ed è un grande, è stato nominato anche uomo dell'anno l'anno scorso, Joe Ligotti. Poi abbiamo Joe Emanuele in Australia, abbiamo Steve Raffa in Florida, e questa gente raccoglie fondi per aiutare i bambini che hanno bisogno. Senti Luciano, ma qui in Italia abbiamo... Soltanto fondi? Soltanto fondi? No, aiutare chi ha bisogno. Sì. Allora, se io volessi fare qualcosa, telefono a quel numero di Milano. Telefono a quel numero e fai una donazione. Ecco, ho capito. È questo il messaggio che lancia Luciano. A questo punto direi di passare nel mio curriculum la Russia. E pensa che nel 1950, quando venne la prima squadra italiana a giocare in Italia, chiesero cosa volevano i russi di regalo. Volevano Lollobrigida, vedere Lollobrigida e Luciano Tajoli. Sì, ma alcuni cantanti sono noti. Perché il mio primo film, Canzoni per le strade, ebbe un enorme successo in Russia. E stavo già trattando con Popov, quel grande comico che è di fama mondiale. Poi successe qualcosa politicamente, allora era il periodo di Khrushchev. Khrushchev cascò e io non andai in Russia, non lo so perché. Tutte le trattative che avevo in corso sono sfumate così, e mi dispiace. Però, perché Luciano, c'è tempo. Finché c'è ti porterò io per la prima volta. Però grazie a Dio che da Khrushchev lentamente cominciò il disgelo. Sei di Viareggio o di Milano? Io lo so, ma molti dicono... No, io sono nato a Milano. Ecco. Proprio milanese, dove nasce l'Autostrada del Sole.
Vivo in Toscana perché mi piace molto la Toscana e sono stato adottato dalla Toscana, però le mie origini sono milanesi. Qual è la canzone alla quale sei più legato? Ma quella, per me le canzoni mi piacciono tutte, quelle che canto le amo tutte, però per esempio l'ultima magari è quella che sento di più, ecco. Per esempio? L'ultima è Rocce Rosse, che poi non è l'ultima perché l'ho cantata 30 anni fa, l'ho riesumata ed è inclusa in questo cofanetto, non che è uscito adesso, ma che uscirà il prossimo anno. D'altronde, vedi, la riesumazione non esiste per i 50 anni della sua carriera, ma anche per lanciare il messaggio per questa associazione Inno alla Vita. C'è questa associazione. Sì. L'associazione Inno alla Vita, vorrei che andasse nuovamente in sovraimpressione, per favore, ecco, 0244 58 164, Inno alla Vita, per tutto quello che si può fare per i ragazzi che hanno qualche problema. Naturalmente inizierà questa associazione con uno spettacolo che organizzerò io negli Stati Uniti per dare modo a questa ragazza italiana di curarsi a Houston. Questo spettacolo naturalmente avrà degli ospiti e io l'ospite saresti te se vieni a presentarlo, grazie, e Otello Profazio ed altri amici che vogliono intervenire, faranno del bene, grazie. Bene. Hai imparato da Luciano Tajoli, perché dicevamo nella prima parte che la prima tournée che fece e fu nel Canada, sì. Otello Profazio, Canada e Stati Uniti, appunto, fu ospite di una compagnia diretta da Luciano Tajoli. Da Luciano Tajoli, sì. Io la cosa che lo dico telegraficamente, ho imparato una cosa essenziale, ad essere avaro della crusca e scialone della farina, per così dire. Cioè lui mi ha insegnato ad andare, a ben figurare, ad andare sempre nei grandi alberghi, no? Nei grandi alberghi, e magari poi mangiare una volta al giorno. Mangiare una volta al giorno, e non dico anche un'altra cosa. Mi ha obbligato ma lavare quasi, i fazzoletti magari, lavare i fazzoletti, i calzini. Mi ha obbligato praticamente, così come lavaggio del cervello, ad andare. Io guadagnavo $15 all'epoca in alberghi eccezionali. Questo l'abbiamo già detto. L'abbiamo in partenza. No, l'ho detto a casa. volevo chiedere che cosa impari da queste lezioni extra-artistiche, diciamo. Da loro? Da loro, in questo momento. No, la prima cosa che vi è venuta in mente è che invece forse io farei esattamente l'opposto. Andrei in un piccolo albergo e mangerei 2 volte al giorno. In omaggio... Sì, forse hai ragione, ma vedi, la mentalità di allora era che l'artista doveva presentarsi in un modo, secondo me... Tajoli. Sì. Io sfortunatamente, pur essendo giovanissima, faccio parte di quelle persone invece che ritengono che l'artista sia importante nel momento in cui lavora molto, allora forse lavoro meglio con la pancia piena. Io penso, se un artista deve contattarmi, se mi trovi in un albergo piccolo, mi fa un ingaggio piccolo, se vorrei farti ascoltare una piccola sorpresa dalla regia che abbiamo, vediamo se arriva qualcosa. Nel nostro paese il valzer francese 1953. Film La pattuglia dell'Ambalaji, una canzone che avevo scritto io. Che cosa è cambiato da allora, Luciano? Non è cambiato niente, qualche cappello grigio in più, dentro c'è sempre quella volontà di fare, e io penso che non smetterò mai di cantare, perché se smetto di cantare è la fine. È la fine, bene. C'è un museo della canzone in Riviera Ligure, a Valle Crosia. A Valle Crosia, bene. Noi abbiamo realizzato un servizio anche in omaggio a questa tua presenza e anche alla canzone che rappresenta Otello. Prego questo servizio, che è stato realizzato dal collega Giacomo De Antonellis. Vecchia, affascinante, dolce canzone italiana. Tutto il mondo ce la invidia, ma forse proprio noi italiani non ci rendiamo abbastanza conto del suo valore in termini economici, turistici e culturali. Prendiamo ad esempio O Sole Mio, pagina musicale che da quasi un secolo si canta in ogni angolo della terra, alla stessa maniera di mille e mille altri motivi tipici di cui si può dare una sola definizione: melodie indimenticabili. Purtroppo questo grandioso patrimonio popolare rischia di essere cancellato dal tempo e dalle mode per l'orgiastico dilagare di effetti e suoni elettronici che, oltre a danneggiare seriamente le capacità di ascolto, appaiono estranei alla tradizione della nostra musica leggera. Il modello del rock, inoltre, incide negativamente sulla nostra bilancia commerciale, perché soltanto il 10% della musica trasmessa alla radio o alla televisione o amplificata nelle discoteche risulta di produzione italiana. La quasi totalità delle diffusioni, non sempre in buona armonia con la musicalità, consente guadagni enormi agli autori e ai distributori stranieri.
Ben venga quindi un'iniziativa di rivalutazione della nostra canzone, e non a caso essa è stata presa a 2 passi da Sanremo, sede di quel festival, sia pure tanto discusso, dell'Italica Canzone. Eccoci allora a Valle Crosia, località incastonata tra Ventimiglia e Bordighera, dove è nato un museo dell'Italia che canta, originalmente allestito su alcune carrozze ferroviarie, le famose 100 porte andate in pensione soltanto da pochi anni. Possiamo cominciare con alcune scatole musicali che preannunciano l'era meccanica. Ecco un organetto francese del Settecento con l'aria immessa nelle canne da un piccolo mantice, seguendo una modulazione disegnata dal cilindro a pioli. Questo è un apparecchio più complesso, di origine tedesca, del secolo scorso, che utilizza un disco in cartone quadrato, che anticipa un altro organetto tedesco, ma con disco metallico rotante e sempre azionato a mano. All'inizio del nostro secolo nascono invece i primi motorini elettrici e questo Graphophone del 1901 assicura una migliore riproduzione sonora, minor fruscio e maggiore durata di incisione. È un antenato del grammofono ortofonico Voce del Padrone, ma anche del giradischi dei nostri tempi e degli ultimissimi hi-fi. Tra tante altre curiosità, un uccellino meccanico del Settecento, usato poi anche dalla nostra EIAR e dalla RAI per gli stacchi tra i programmi. Questo grosso armadio contiene invece un orchestrion per locali pubblici. Con una sola moneta i francesi del 1910 potevano ascoltare 10 motivi diversi, incisi sul grande cilindro. Di interesse storico pure il piano melodico di una ditta milanese, funzionante con bande continue di cartone perforato, ed era in uso ai primi del Novecento. Il mondo della canzone spazia su temi diversi e complessi. Non si può pensare ad esso senza ricordare i grandi autori, tipo Cesare Andrea Bixio, compositore, o l'immortale Enrico Caruso. E ad essi, come a tanti altri re, reginette, principi della musica leggera italiana, ma anche ai problemi concreti del mondo canoro, attraverso per esempio un premio per una tesi di laurea, vengono dedicati incontri e dibattiti nella piccola sala biblioteca di questo interessantissimo Museo dell'Italia che canta a Valle Crosia in provincia di Imperia. Abbiamo visto il Casino di Sanremo ci porta, siamo già alle porte del 40° festival. Ecco i tuoi ricordi del festival. I miei ricordi sono meravigliosi, non avevo mai partecipato, nel 61 fui invitato, cantai Al di là e lo vinsi, canzone che è diventato un successo addirittura mondiale, penso dopo Volare sia la canzone più interessante di Sanremo. Allora ora sai che si sposta fuori Sanremo il festival, una volta per il Casino era il fiore all'occhiello, come adesso per esempio per il Casino il fiore all'occhiello potrebbero essere, che so, i martedì letterari, no? Che vengono portati avanti da Ito Ruscigni, dalla sua Claudia, così questo. Allora invece era il Festival della Canzone, no? La grande attesa. Della vera canzone italiana era. Bene. Ora è diventato uno spettacolo, diciamo, di folklore quasi, invece prima si presentava proprio la vera canzone. Diciamo che durante la messa in onda del servizio abbiamo dato ai nostri ospiti, abbiamo offerto il nostro omaggio. Grazie. Che è la Mezzaluna di TG Luna e l'album con Italia 90, la Coppa del Mondo della FIFA. Dicevamo di Otello che viene dall'Unione Sovietica, ancora ci vorresti raccontare qualcuno di questi... un piccolo episodio per capire un po' come si vive in Russia. Io avevo un'accompagnatrice, interprete, giovanissima, sposata già. Io ho chiesto... Dice, ma perché vi sposate così giovani qui in Unione Sovietica? E dice, tanto ci conviene sempre, perché siccome non abbiamo mai la possibilità di sapere se riusciremo a poter mantenere una famiglia, almeno anticipiamo i tempi e ci sposiamo. E così pure lì, quando si entra nei negozi dove si compra in valuta, dice, a noi quando entriamo là dentro, non avendo i soldi per comprare queste cose che vendono, ci sembra di entrare in un museo. Ecco, parlavamo del museo. Noi con questi argomenti abbiamo chiuso la puntata di oggi di TG Luna facendo molti auguri, se mi consentite molti complimenti, ad una star in crescita. Tanti auguri. Che è la Giulia Fossà. A tutti quanti, arrivederci, domenica Ventura con TG Luna sempre alla stessa ora, buon proseguimento di giornata, buonasera.